Durante il mercato di oggi abbiamo fatto qualche domanda su questa, diciamo, tradizione dei pane e vini, di questi falò, che purtroppo è dimostrato che aumentano l'inquinamento e considerato il periodo che c'è dovremmo cercare sempre di più di essere sensibili a questo tema. Abbiamo chiesto, ci sono alcune persone che dicono ma noi le tradizioni, qualcun altro che dice le tradizioni si possono cambiare. C'è un articoletto interessante sul Corriere del Veneto di giovedì in cui praticamente parla di una befana tecnologica che verrà fatta dall'associazione Viva Piraghetto, che è qua del veneziano, dove praticamente non fanno nessun fuoco, ma fanno praticamente una ripresa, diciamo, utilizzano effetti speciali, e dove si vede una specie di pira che non fa fuoco, non fa fumo, non fa fiamme, non fa polvere praticamente, e quindi anche la tecnologia può aiutare, ed è da fare una riflessione su questo ambiente che stiamo rovinando sempre di più, e forse è il caso di capire che va bene la tradizione, ma è anche importante salvaguardare la salute di tutti e soprattutto l'ambiente che sta andando a remengo. Carissima signora Virna, senti, adesso c'è il discorso dei pane vin, di questi falò. L'Epifania, sì. Però insomma inquinano, tu cosa ne pensi? Meglio tradizione o meglio la... Meglio evitare, secondo me. Infatti. Perché se inquinano, visto che siamo in pieno inquinamento, è meglio evitare, tanto non serve a niente. Infatti. Grazie, ciao cara, bacioni, ciao. Ciao. E allora, primo giovedì dell'anno, come sta andando? Eccoci qua, pronti. Tanta gente? Sì, molta gente, molta affluenza, devono smaltire, fare la passeggiata, d'altronde si è mangiato un po' troppo durante queste feste, non è ancora finita la festa, c'è la Befana dopodomani, amici. E vi ricordiamo che giovedì prossimo saremo presenti con la merce in svendita invernale. Vi aspettiamo per fare gli affari, cari amici. Bene, allora giovedì prossimo vediamo cosa c'è. Carichi, perché ultimi pezzi che il freddo va ancora avanti. Vi aspettiamo. Grazie. A voi, ciao a tutti. Ciao. Pane e vin. Con tutto questo inquinamento sono da fare rispetto alla tradizione, oppure meglio la salute e non farli fare? Sicuramente non è il falò che inquina. No. Sicuramente, cioè lo fai uno all'anno, ti bruci un po' di legna, cosa sarà? No, mi raccomando, facciamo più aerei, che aerei non inquina niente, più navi che non inquinano niente. L'importante è il falò. Ok, grazie. Va bene. Grazie a lei. Ci saluti la slide. Sono stato esaustivo. Vota ancora la slide? La voterò sempre. Bravo. Se è da fare le primarie gli do 5 euro. Bravo. Non più 2. Bravissimo. Perché 2 sono pochi. Bene. Perché voglio che vada su e che chissà che i comunisti perdano ancora più voti. Oh. Ciao. Ciao. Buongiorno. E allora, primo giovedì dell'anno, siamo tutti quanti belli, carichi? Carichissimi, naturalmente. Noi siamo partiti subito in quinta con gli sconti. Siamo già con gli sconti al 20%, il nostro 9,90 che continua sempre per tutto l'anno, quindi veniteci a trovare perché ci sono veramente delle occasioni da non perdere, ecco. E poi partiremo con la nuova collezione che sta già arrivando e che per febbraio avremo sicuramente. Quindi vi aspettiamo, seguiteci sia su Facebook che su Instagram e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie. Freddo, non freddo, siamo al primo giovedì dell'anno, questo mercato mi sembra bello partecipe, cosa dici? Buongiorno a tutti, sì, oggi è una giornata abbastanza fresca, però vedo che i nostri clienti sono sempre temerari, non spaventa questa giornata di freddo. Beh, speriamo bene, dai, che venga fuori un po' uno spiraglio di sole verso mezzogiorno, dai. Siamo fiduciosi. Ricordiamo sempre che siete anche a Piove di Sacco, giusto il sabato? Certo, ogni sabato vi aspettiamo sempre al mercato di Piove di Sacco, sempre con tantissime novità. Grazie mille a tutti. Grazie, ciao. Ciao. Dai, dillo! Buongiorno. Abbiamo tutta la più bella gente che viene a trovarci, ogni volta sempre pronta qui da noi. Grazie, un attimo lo scontrino e sono da lei. Quindi come vedi non possiamo sbagliare, clientela favolosa, giornate meravigliose. Grazie signora, alla prossima. E noi speriamo di vedervi sempre qui a Chioggia, naturalmente, per darvi il massimo dei nostri prodotti. Vediamo che hai messo anche la
Certamente, e scusa, le nostre tradizioni devono sempre valere, guai se non portiamo avanti le nostre tradizioni. Cari signore, buongiorno e buona continuazione di giornata a tutti. Ciao! La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink.